stata un'ottima esperienza anche personale, i ragazzi hanno interagito molto bene con me, nonostante il mio inglese non sia al massimo, comunque è stato poi la lezione a trascinare poi tutto il resto, perché hanno avuto un bellissimo impatto sia con la cucina italiana, con la pasta, gli gnocchi, è stata davvero una bellissima esperienza. La nostra esperienza con lo Sheraton è stata molto positiva, perché comunque c'è sempre qualcosa da imparare e vedere anche l'organizzazione che hanno. È stato molto piacevole e è un'esperienza positivissima, anche specialmente per i nostri ragazzi che hanno collaborato con noi. Mi ha colpito molto il modo di lavorare dello staff dell'albergo dove siamo dipendenti. Mi ha colpito la città, che è molto varia, essendo grande ma anche molto varia di tipologia di persone. Persone molto amichevoli, pronte a darci una mano a fare qualsiasi cosa, e anche, dobbiamo dirlo, ci sono delle differenze tra di loro, perché ci sono diverse religioni, diverse etnie, qui però abbiamo trovato un buon posto di lavoro. A me ha colpito molto la semplicità delle persone, mi ha colpito il fatto che nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere nella città di Addis Abeba, che comunque non sono proprio al massimo della ricchezza, mi ha colpito la semplicità col quale loro affrontano appunto questa cosa qua, che non gli serve una casa da 5 piani, ma si accontentano di giocare con un bastone o con una palla. A me invece sono stata molto colpita dallo staff dell'albergo, sono molto disponibili con noi e mi sto trovando veramente molto bene. Come diceva prima la mia collega, le persone riescono ad apprezzare le cose semplici. Buongiorno, prego. Non vado da nessuna parte, vero sto video? Certo. A nome dell'ambasciatore Luzzi vorrei ringraziare tutti quanti presenti per essere con noi per l'evento conclusivo della settimana della cucina italiana a Addis Abeba. Come voi sapete, si tratta di una rassegna che ormai è arrivata alla terza edizione e che nel corso degli anni ha acquisito un'importanza sempre maggiore per il Ministero degli Esteri e per la sua programmazione promozionale. Per darvi un esempio dell'importanza della rassegna per noi, quest'anno sono stati organizzati oltre 1300 eventi in 110 paesi differenti. A Addis Abeba anche abbiamo avuto un programma estremamente ricco e variegato. Abbiamo avuto una cena di gala che è andata estremamente bene in collaborazione con ENAB, il nostro partner principale, e l'Hotel Sheraton. Molti ristoranti italiani per questa occasione hanno proposto dei menù speciali dedicati alla settimana della cucina italiana. Ci sono stati dei corsi di formazione offerti sempre da ENAB per giovani chef etiopici che mi dicono hanno ottenuto ottimi risultati nonostante i tempi molto brevi. Mi fa molto piacere anche poter condividere con voi che quest'anno per la prima volta la settimana della cucina italiana andrà anche a Djibouti e avremo degli eventi a partire dal 3 dicembre in collaborazione con NICE. Oggi avremo anche una competizione, una sorta di Masterchef Etiopia, tra due squadre di studenti del centro di catering and tourism di Addis Abeba che si sfideranno nella preparazione di gnocchi al pesto e tagliatelle al ragù e saranno giudicati da una giuria di esperti di altissimo livello con i nostri amici di DOC, Ristorante Castelli, Ristorante Mamma Mia, il presidente di ENAB Antonino Ziglio,
e ovviamente presieduta dall'ambasciatore Arturo Luzzi. Ok, adesso possiamo aprire il buffet e buon divertimento a tutti. È arrivato adesso a conclusione della serata, la giornata, il momento di distribuire i diplomi agli studenti che hanno completato il corso di pasta fresca, gnocchi e tagliatelle. L'ambasciatore adesso li chiamerà e consegneremo i diplomi. Efrem Irma Feguera.